Ciao Wally, nuovo vloggino. Ah, che bello, la mia ora preferita, la golden hour. Dimmi, cosa c'è? Vedete che non ti mette a fuoco, eh? Sì, ma siete in troppi, volete coccole qui. C'è anche Wally. Disperazione quel gatto. Micio. Wally, che sonno. Cosa c'è? Guarda lì, cosa ti è successo al collo, amore? Ciao Silvano! Ciao Silvano! Sei un vecchietto Silvano, eh? Sai che sei anziano? Sì, stress. E Wally? Ciao piccolo Wally. Eh? Mamma mia quanto pelo che perdete adesso. Cosa vuoi? Guarda qua la ciccia, senti qua la ciccia, piccicone. Sei matto, io devo andare via. No, non vieni con me, io vado via. Avevo fatto girare la terra a Franz, infatti vedete qua che mucchio di terra che c'è. Guardate qua che fragole. C'è. Va, quante fragole. Cioè, sono sconvolta. E sono maturissime. Wow. Va qua che fragolone. Ma è bellissima sta cosa. Wow, lì quante. Io non ho mai avuto delle piante così belle. Adesso devo ragionare su come fare l'orto, ragazzi. È una cosa un po' difficile. Stasera non lo farò, siamo già al 18. Non so ragazzi, non so cosa fare. Io ho un contenitore, ho questo qui, ho preso per l'orto, ne ho presi 3 in realtà. Per fare un orto un pochino rialzato e non proprio per terra. Però adesso devo un attimo capire. Intanto raccolgo le fragole, che sono bellissime. Bue si rilassa sempre. Ah sì, guarda. Come Pepe. Bue. Ah, che relax. Sì. Allora, ho dato un attimo una sistemata al pezzo qui e quello è tutto un pezzo rialzato, c'è tantissima terra. Sarà tutta da togliere e mettere nei contenitori. Quindi, ok. E qui ho creato la base per la baby anguria. La voglio mettere di qua quest'anno perché qui c'è più sole, mentre nell'angolo la via dove la metto di solito c'è meno sole, c'è la mattina proprio sole diretto, perché avendo messo la rete il sole non arriva. Quindi quest'anno ho deciso di metterla qui perché da una certa ora della mattinata, diciamo, fino alla sera qui c'è il sole. E quindi ho deciso di metterla qua. Poi quindi ho creato questo piccolo pezzettino rialzato e niente, adesso qui avrò bisogno di Franz per muovere tutta questa terra perché è davvero tanta. Vorrei però un attimo finire il bordo, perché comunque tutti i bordi mi servono, perché ci pianto delle cose. Quest'anno non metterò le pannocchie, non metterò il mais, perché le piante prendono sempre i pidocchi e quindi non ci riprovo più, basta. E non riusciamo mai a mangiarlo e quindi ho deciso questa volta di non metterlo e ho preso altra roba al posto del mais. Oh, gente che passeggia e il mio bue mi fa sempre compagnia qui. Che carino, fa la guardia alle fragole. Si sta bene lì, bue, eh? Molto bene. Vabbè, comunque tramonto di questa sera, niente di che, ma dai, non è male. Beh, faccio ancora qualcosina perché sono le 20:48, insomma, devo fare ancora qualcosa. Poi vado su, mi faccio una bella doccia, devo rifare il gel, vedete che si è sollevato, però sto aspettando di fare l'orto prima di rifare le unghie, se no non ha senso. E buon, dai, mi rimetto all'opera, almeno per finire il bordo. Comunque qui siamo sul ridicolo. Che bello che sei sul tiragraffi. Dai Pippo, anche Peppe si mette così. Deve essere proprio comodo. Cioè,
Boh, vabbè. Pippo è il doppio di quel tiragraffi. Pepe. Vabbè, comunque questa sera meditavamo. Franz fa, saremmo potuti andare sul Monte Rite, lassù. E io ho detto sì, sarebbe stata più o meno la serata giusta. Però poi alla fine siamo rimasti qua. Sì, bisogna organizzarsi, cioè non si può andare via così di punto in bianco. Cioè si può fare, sì, ma è meglio organizzarsi quando ci sono queste uscite, anche perché è un po' lunga, quindi non è un'escursione veloce. Sì, perché alla fine, beh, scendere è abbastanza veloce, abbastanza. L'anno scorso eravamo scesi col buio, però salire invece è lunghetta, soprattutto per me che non sono allenata. Sono più magra quest'anno, quindi sicuramente faccio meno fatica a camminare, però comunque faccio fatica perché non sono allenata. In ogni caso però con tot chili in meno c'è una bella differenza, ragazzi, cioè bisogna stare veramente in salute perché si sente tantissimo la differenza. Ero veramente troppo sovrappeso per il mio fisico, cioè non stavo proprio bene l'anno scorso. Non che adesso sia magrissima, assolutamente, ne ho ancora da perdere, più che altro grasso, come vi ho già detto, perché sulla pancia ne ho tantissimo ed è difficile da mandare via, sui fianchi ne ho, però sicuramente sono più magra e mi sento meglio proprio fisicamente. Mi stanco di meno, cioè oddio, adesso è un periodo che sono stanca, però mi stanco di meno in ogni caso perché sono più magra e vuol dire tanto. Comunque mi vedete in canottiera, non è così caldo però sono accaldata essendo stata in orto. No, adesso vi dico anche un 19 gradi, non è caldissimo. Adesso porto fuori l'umido, che ho un sacchetto da portare fuori nel bidone. I piatti non li laverò questa sera. Ho acceso la Nintendo perché oggi non ho neanche giocato con quella, perché pomeriggio ero talmente stanca che mi appisolavo sul telefono e l'ho accesa. Adesso non so se giocherò, ma vediamo, magari qualcosina faccio nella mia isola. E cos'altro? E devo farmi una bella doccia perché, essendo stata in mezzo alla terra, poi oggi anche al lavoro ho alzato una roba, mi è venuta roba addosso, che schifo. Vabbè, comunque, quindi devo lavarmi per forza, non ho scelta. Va bene, dai, domani dopo lavoro, in realtà per noi è in orario di lavoro, cioè per me, avremo una riunione con la direzione, perché vi ho detto ci saranno dei cambiamenti, dobbiamo capire sostanzialmente in cosa consisteranno. Vabbè, comunque ci sarà questa riunione, non vedo l'ora che sia domani, sì, per capire un attimo la situazione, come evolverà. E adesso c'è freddo, c'è un'arietta sotto. Adesso inizio a chiudere anche perché è ancora tutto spalancato. E niente, vado a farmi una bella doccia, che è ora. Precisamente sono già le 9, 21:18. Ma volano le ore, non è possibile. Pepe, guarda che dobbiamo andare dentro. Io a quest'ora non mi fido a lasciarlo di fuori perché ci sono tutti gli insetti, per cui piuttosto lo faccio entrare. Pippo potrei lasciarlo fuori tranquillamente, ma Pepe è un disastro, vero? Pippo è andato al bagno, solo che la sabbietta ce n'era poca, era anche sporca. Pippo, dai, vieni ancora un attimo fuori. Bravo. Eccola, 2 unghie, dimostrazione di come funziona. Basta, adesso va nell'altro, sì, sull'altro. Oh, 20 giugno, finalmente in canottiera, finalmente. Sto preparando della pasta fredda, deve finire di cuocere, poi la farò raffreddare. Io ho già mangiato, ho preparato anche della verdura come contorno per la carne, che non so cosa farò sinceramente. Potrei fare del pollo, ho dei fusi di pollo, potrei fare quelli. Ieri sera orto, non ho ripreso niente perché ero stanca
ma l'orto era da fare. Sono arrivata su a casa che erano quasi le 10. Ecco, cioè, mamma. Abbiamo fatto, io ho piantato tutto, ho dato acqua, non sono ancora andata giù a vedere oggi com'è la roba, ma intanto c'è la roba. Boh, mi sono avanzati degli spazietti, ho fatto male i calcoli, avrei dovuto farlo come sempre per terra. Vabbè, comunque è venuto un po' diverso, dai, un po' diverso, ma non come avrei voluto. Ho fatto male i calcoli veramente e boh, quindi anche quello è sistemato. Un piccolo aggiornamento, sempre i capelli da pazza. Ok, va bene. Vediamo se dovrebbe anche essere cotta sta pasta ormai. Io credo di sì. Sì, secondo me è cotta, adesso l'assaggio. E boh.